L'aria è torrida, ma vi accompagno ugualmente verso questo corridoio che giunge all'entrata principale di questo ipogeo. In origine era chiuso da un portellone e ora vediamo come si sviluppa al suo interno. Era qualche anno che non la visitavo, ma ecco il gradino. Ma allora scendiamo giù un attimino in modo da poterla inquadrare al meglio, così da potervela descrivere. Che meraviglia ragazzi, guardate qui e poi vi descriverò al meglio questa bellezza tutta sarda. Ci troviamo esattamente all'interno della tomba numero 34, che fa parte di una vastissima necropoli qui nella piana di Pranedda e a Montessu, nel comune di Villa Perugia. È completamente scavata, come vedete, nella roccia trachitica, quindi vulcanica. L'ingresso, come avete potuto vedere, si apre nella sezione convessa di questa parete semicircolare, un elemento architettonico che le accomuna ad altre varianti ipogee sarde della tipologia monumentale. Come avete visto è un ambiente unico, quindi una cella unica, però hanno pensato di suddividerla in due ambienti ed è qui che poi si sviluppano al di sopra queste bellissime decorazioni. Ma veniamo alle ipotesi sulla creazione, sulla realizzazione di queste decorazioni da parte degli antichi sardi, risalenti probabilmente all'epoca neolitica, precisamente quella di Ozieri, quindi 4000 anni avanti Cristo. Le ipotesi assegnate a tali decorazioni riportano alle protomi che io personalmente ho visto di persona su altri ipogei famosissimi nel nord Sardegna, protomi al quale io non posso sicuramente accomunare a queste qui presenti. Ora logicamente vi spiego anche il perché. Solitamente le protomi, tutte le protomi che ho visto negli altri ipogei sono simmetricamente, non dico perfette, ma quasi. Gli artigiani gli scultori pensavano bene di portarle in linea sia la parte destra che la parte sinistra delle corna, in modo da renderle simmetricamente uguali, cosa che purtroppo non riscontro qui. Quindi le vedo più similari a qualcosa di reale, qualcosa di visto, qualcosa di vissuto. Io ci vedo più che altro delle imbarcazioni. Io distinguo benissimo una prua, una poppa di un'imbarcazione, bensì anche una cabina al suo interno, ma non sicuramente una protome, sicuramente un fatto di vita, una memoria vissuta e riportata all'interno di questa domus, un evento che gli stessi parenti magari hanno voluto dedicare al defunto che giaceva in questa domus, perché magari ha vissuto in prima persona questo evento di enorme importanza nei nostri mari. Come vedete, vedo anche un'imbarcazione rovesciata. Comunque è molto emozionante il fatto che queste imbarcazioni assomiglino moltissimo a quelle egizie, quindi questo sta a significare anche il rapporto che c'erano tra le due terre. Comunque questa è la mia ipotesi.
ragionateci un po' su e fatemi sapere. Nel frattempo vi auguro una buona giornata e una buona Sardegna a tutti. Ciao ragazzi e alla prossima!